Banda larga in tutti i rifugi, sentieri parlanti tra le Dolomiti, potenziamento delle iniziative Montagna Amica e Sicura. Questi 3 punti da cui parte il rilancio turistico delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. L'iniziativa, finanziata dalla Regione con la collaborazione del CAI, mira a rendere più appetibile ai turisti il territorio montano. La montagna diventerà sempre più tecnologica. I sentieri saranno mappati e catalogati in modo che gli escursionisti, tramite il cellulare, potranno conoscere in ogni momento la loro posizione e le informazioni sul luogo. I primi sentieri saranno già coperti per questa estate. La connessione internet sarà assicurata grazie alla copertura della banda larga nei rifugi, 7 quelli già dotati, obiettivo 25 nel 2014. Una montagna informatizzata per attirare i più giovani. Oramai usiamo i più moderni strumenti tecnologici per avere qualsiasi informazione a portata di mano e poterla avere anche in quelle alte vette delle nostre Dolomiti significa portare i giovani a conoscere la montagna. Si potenzierà anche il progetto Montagna Amica e Sicura che CAI e il Soccorso Alpino portano avanti da tempo in tutta la regione. Troppa tecnologia però rischia di diventare un'arma a doppio taglio. A mano che le misurazioni, i bollettini, gli strumenti di valutazione diventano sempre più precisi e sempre più attendibili, aumenta anche il senso della falsa sicurezza. La tecnologia deve essere un aiuto, ma non può essere sostitutiva. Non è uno strumento totemico che mette al riparo dai pericoli. Non è passata inosservata l'assenza nel progetto della Fondazione Dolomiti UNESCO, prossima al passaggio di consegne da Belluno a Bolzano, ma da Venezia non si è voluto infierire troppo. Non c'è un'amministrazione che guida la provincia, c'è un commissario che ha ovviamente per ragioni di ruolo un compito prettamente di normale amministrazione, quindi le scelte strategiche, le politiche sono un po' lontane dal suo ovviamente lavoro. Questo non ha permesso di utilizzare questo importante ruolo